Lo Specchio con Tamborini Vini e la sua vinoteca a Lamone. Un'esperienza unica. Tamborini Vini, una storia di famiglia dal 1944. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col Buonasera, allo Specchio oggi ospitiamo il coraggio di una donna che aveva tutto, a pagamento negli affetti, a pagamento sul lavoro, quello di conduttrice radio-televisiva, di presentatrice, praticamente una vita perfetta, poi una diagnosi infausta ha travolto la sua esistenza. Dopo 9 anni, un percorso non facile, ne è uscito un libro commovente e molto ben scritto, e a scriverlo è lei, Julie Arlen. Buonasera, ciao Julie. Buonasera, ciao Damiano, buonasera a tutti. Penso che possiamo darci del tu, certo. Siamo in sostanza colleghi. Siamo partiti con Vasco Rossi al Bacchiara perché? Evoca tanto della mia vita, se vogliamo stare subito fedeli al libro, fa parte della playlist del mio libro che c'è su Spotify e che viene raccontata anche in una scena di Perfetta da morire, che è appunto il romanzo. E poi naturalmente sono anche 4 anni della mia vita come conduttrice radiofonica al programma Alba Chiara su Rete 1, quindi le sveglie nel cuore della notte, chi se le dimentica. Alle 4 di mattina alzarsi per fare radio, ma tu hai fatto anche tanta televisione, ovviamente ci ricordiamo la meteo, certo, le previsioni meteorologiche, chiamate da Binaghi, e poi tanti programmi on the road, programmi in studio, Moviola 340, Malatempora, insomma ne hai fatte parecchie, ma alla fine radio o televisione il tuo cuore batte per cosa in modo particolare? Allora, penso che il tutto è in evoluzione, è difficile da dire perché poi adesso si è aggiunta anche la scrittura, quindi è la comunicazione, l'incontro vero con le persone, e in questo momento che faccio tanta radio e poi nella radio c'è la musica, devo dire che sono molto felice e grata, mi piace quello che sto facendo, quindi in questo momento nel 2022 dico radio, però la scrittura, ovviamente tu hai fatto anche dei corsi alla Cattolica di Milano, sì, in scrittura, sceneggiatura per cinema e televisione, ti è servita per esempio per Colazione con Peo, programma imperdibile ovviamente per i bambini, però hai sentito a un certo punto l'esigenza, questa scrittura, di metterla a servizio di un libro che è uscito da poco. Io lo mostro subito perché anche la copertina è veramente molto bella e anche il titolo trovo che sia veramente molto bello, Perfetta da morire. Viene raccontato insomma questa diagnosi, lo possiamo dire, oggi useremo delle parole forse anche dure, però bisogna usare le parole quelle che sono, o bisogna edulcorare i concetti, cioè bisogna dire tumore o bisogna dire... trovare degli eufemismi, bisogna dire morte o bisogna usare degli eufemismi? Io penso che bisogna fare quello che si sente, che è un po' anche il tema del libro, non snaturarsi. Nel mio caso io amo la verità, proprio senza edulcoranti, quindi per me le parole sono importanti e non ho avuto paura di chiamarlo con il suo nome, tumore, cancro, perché secondo me è anche importante far sapere che si può guarire, che è qualcosa di travolgente, stravolgente anche, molto pauroso, e anche dire ho paura, cioè non bisogna non avere il coraggio di dire ho paura, anzi è proprio quando tu ammetti che hai paura che puoi prendere atto e andare oltre, ed è questo anche che voglio raccontare con il libro. Sembrava che avevo tutto, sembrava che Emma avesse tutto, però aveva anche paura di non essere amata, di non essere perfetta per uno schema che si era creata lei, e già ammetterlo, grazie a una diagnosi spietata che fa altrettanto paura, lei trova il coraggio per andare oltre.
Tu dici Emma perché ovviamente è l'alter ego nel libro. Tu mi devi perdonare perché io ho sovrapposto in maniera molto decisa Emma e Julie. Emma è un tuo alter ego, nel libro è la protagonista ed è una giovane conduttrice televisiva appagata, appunto come abbiamo detto, sul lavoro, nelle amicizie, ma anche nell'amore, insomma, che è alla ricerca dell'amore. Poi arriva appunto questa diagnosi infausta, tumore maligno al seno, e da lì è cominciato tutto un percorso che tu definisci avventura più che odissea. Spesso si parla di odissea, invece tu hai usato questo termine in alcune dichiarazioni, un'avventura. Sì. Ecco, è un'avventura che ha portato dopo 9 anni a questo libro. Perché ci sono voluti 9 anni dalla diagnosi che risale al 2013 e il libro è del 2022? Beh, innanzitutto perché quando io ho vissuto questo 2013 ho voluto viverlo per conto mio, con le persone che io volevo che sapessero, quindi chiaramente la mia famiglia, i miei amici più stretti, quelle persone al lavoro che dovevano sapere, quindi super limitate come numero, e perché avevo bisogno delle mie energie per guarire, possibilmente, perché non era dato per scontato, ma poi non volevo neanche avere compassione. Io ho detto, se, come mi è stato detto, forse non sarei arrivata ai miei 30 anni. Ti è stato detto ne avevi 29? Ne avevo 29 e mi sono detta, se ho 4 mesi davanti a me, ma perché io devo stare a piangermi addosso, a pensare a quello che magari potrà succedere e farmi guardare dagli altri come se fossi già morta? Ma non perché gli altri sbagliano, ma perché ti viene spontaneo. Io volevo divertirmi, volevo vivere a pieno, perché la morte, anche questo, può essere una morte lenta. Si può vivere a lungo, ma non vivere mai. E allora io mi sono detta, se anche sono solo 4 mesi, io voglio vivere per davvero. E quindi, come Emma, mi sono guardata allo specchio e ho guardato che cos'erano le cose che non mi facevano veramente essere felice anche prima della diagnosi, perché questa ricerca della perfezione non mi permetteva di immergermi nel mio tempo. A me ha sorpreso infatti, Emma è una figura, è una ragazza e tutti le dicono un po' come deve comportarsi, che è un po' la ricerca della perfezione, ma anche il suo contesto familiare sembra portare verso una vita perfetta. La mamma cucina i carciofi alla romana mentre il papà fa il polipo e si apparecchia la tavola in modo perfetto. Poi gli aperitivi con gli amici sono perfetti, i ragazzi che frequenta, il ragazzo che magari sembra perfetto, però poi guardando, leggendo il libro ci si accorge che qualcosa si incrina, c'è un rapporto magari anche complicato con la sorella e c'è un padre che per esempio dice ad Emma durante le interviste tu devi allargare il tuo vocabolario, poi non stare ingobbita, stai su dritta, ma lo diciamo per il tuo bene. Quindi c'è una forma di violenza in questa perfezione borghese, possiamo dirlo. È così, c'è qualcosa anche di violento in questa richiesta sempre alla perfezione. Ma secondo me è un po' come lei lo coglie, perché le frasi sono tutte dette per il bene. Le persone ti danno amore come possono e come ne sono capaci. Sei sempre tu che devi poi accogliere quello che ti fa bene. I confini sei tu che li devi mettere, e anche Emma in questo processo di trasformazione imparerà ad accettare se stessa, a non snaturarsi in nome di questa perfezione, ma accettare anche quello che gli altri le danno. Perché ognuno di noi ha la sua forma d'amore. Per esempio c'è chi ti vuole dare buoni consigli perché crede in te, perché vuole che fai sempre meglio, ma non perché ti vuole fare una violenza, ma perché vede che sei un diamante allo stato grezzo e vuole aiutarti a arrivare lì. Però poi sei tu che cogli quello che ti va bene e quello che non ti va bene. È chiaro che se tu ti ami, accogli quello che ti fa bene. Se tu non ti ami abbastanza, inizierai a percepire queste cose come una violenza, perché non sono, chiaro che non si sta parlando di botte o di violenza, diciamo, fattuale. Però generano un modello al quale poi è difficile conformarsi e quindi crea una distanza, si vive sempre in difetto, mi sembra di capire, un po' così. Inizialmente è questo che Emma vive,
Poi, grazie a questa diagnosi che la mette davanti a una fine probabile, lei capisce che deve smettere di ascoltare le voci attorno a lei, che siano anche voci di persone che la amano, ma lei deve ascoltare la voce dentro di sé, quella voce che lei troppe volte ha messo a tacere, e la voce che tutti noi abbiamo, perché la cosa strana è che quando io ho deciso di svelare questa storia, che l'ho fatto principalmente per elaborare il mio vissuto, l'ho liberata nel mondo, e per quanto fosse così intima, la storia è diventata universale, perché io sto ricevendo dei messaggi di persone che hanno vissuto magari cose diverse, ma che si sono ritrovate in questa non ascolto della propria voce. Quindi fare silenzio è già la prima cosa per guarire. Certo, io non vorrei spingermi in territori scivolosi o forzare i concetti, però quando ho letto il tuo libro mi è venuto in mente un altro libro scritto da Fritz Zorn. Il titolo è Mars. Fritz Zorn è morto a 32 anni di tumore e lui imputava il tumore a una somatizzazione di questa richiesta di perfezione, cioè una società che ci forza ad essere sempre belli, bravi, performanti, competitivi. Alla fine lui dice che era un contesto anche un po' politico, in cui anche la Svizzera richiedeva ai suoi cittadini di essere perfetti, quindi è un libro anche è un pamphlet un po' violento anche nei confronti del paese, però della famiglia, di una società che ci vuole sempre perfetti. Tu fai nel tuo titolo perfetta da morire, quindi ti chiedo, di perfezione si può morire? Io non voglio andare contro la scienza, perché la scienza io penso che mi abbia anche salvato la vita, quindi io sono molto fedele alla ricerca, nel senso sono grata di tutto il sistema sanitario che abbiamo qui in Svizzera e anche nei paesi occidentali, però è anche vero che ci sono delle correnti che dicono che quello che tu provi o che tu somatizzi può generare delle malattie. Io personalmente, come Emma, credo che fossi prigioniera di questa perfezione che comunque non mi faceva mai essere pienamente serena, e quindi ero sotto stress, e lo stress sappiamo che infiamma il corpo, quindi da lì a dire No, certo, che per quello non lo posso sapere, però sicuramente questo titolo, che come per tante altre cose non ho dovuto cercare ma mi è venuto a trovare lui, è un po' la storia, sì, che potrebbe essere la genesi di questa malattia. Perché hai trovato un alter ego? Hai dovuto creare il personaggio di Emma e non hai parlato in prima persona? Visto che è così intimo questo libro, comunque davvero è commovente, perché si sente che ci sei tu dietro ad Emma, allora perché non usare io? Emma poi è un personaggio famoso della letteratura, Gustave Flaubert è un personaggio, una donna che si scontra con la realtà, lei che è una sognatrice. Beh, un po' anche per quello, ma poi anche perché non è che è 100% autobiografico, nel senso la trasformazione di Emma avviene come è avvenuta per me, lei in una versione molto velocizzata, perché io ci ho messo 9 anni a elaborare tutto, perché quando vinci una guerra, perché io sono stata fortunata, sono sopravvissuta, sto bene, però quando vinci una guerra attorno a te comunque è tutto distrutto e devi ricostruire, non puoi pensare che scali la montagna e poi ti trovi lì, devi anche poter scendere. Quindi un po' per quello, un po' perché anche i personaggi attorno a lei sono magari sono sicuramente ispirati da persone che ho conosciuto per davvero, però sono anche delle sintesi. Quindi non potevo scrivere, o scrivevo la mia autobiografia allora 100% fedele, o se no no. E poi forse, non te lo nascondo, inizialmente c'era anche un po' di paura. Però poi devo dire che io sono anche cresciuta non solo in questi 8 anni prima dell'anno in cui ho scritto il libro, ma anche scrivendo il libro ho dovuto chiudere tanti cerchi, perché a me piacciono i finali chiusi, i finali aperti non mi piacciono. Quindi ho dovuto comunque anche chiudere delle cose che mi erano ancora lì un po' a bagnomaria, ho dovuto dare loro un nome, dare loro un senso e lasciarle andare. E quindi all'inizio avevo anche un po' paura di raccontare la storia di Julie. Poi alla fine mi sono detta,
fa niente, però ormai è la storia di Emma, ci sono anche delle parti un po' romanzate, anche per creare un po' di conflitto ulteriore, un po' di mistero ulteriore e devo dire che questo libro per me è stato veramente una bellissima terapia, tant'è che quando l'ho finito e l'ho pubblicato io mi sono sentita per la prima volta nella mia vita, come mai prima, in pace, totalmente serena. E io oggi sono proprio quieta. Nonostante lo shock iniziale, Emma si accorge sotto la doccia di avere una piccola pallina, un corpo estraneo sul suo seno, e la prima reazione è stata quella di gridare mamma. La mamma dà la vita, ovviamente, in un momento in cui la vita viene messa in scacco e in discussione. E tu come hai scoperto? Quale sintomo avevi? Era analogo a quello raccontato nel libro? Sì. Identico. Sì, tra l'altro quella parte del libro è stata una delle più difficili da rivedere perché alcuni momenti io li avevo già scritti nelle notti insonni che facevo in quel 2013, perché mi aiutava molto a scrivere, quindi quelle pagine erano una quarantina di pagine molto confuse, molto emotive. Tant'è che nelle 7 stesure che ho fatto per arrivare... 7 stesure, proprio un lavoro da scrittrice, Sì, certo. sì, no, io le cose non voglio più essere perfetta da morire, ma quando faccio le cose mi piace farle bene. E poi io volevo scrivere un libro che avrei avuto piacere io per Da prima lettrice, leggere. certo. Quindi un libro profondo, però anche divertente, leggero, con ironia, perché poi il non dirlo a nessuno ha creato anche nella mia vita tante scene molto divertenti, molto tragicomiche. E infatti... Te ne viene in mente una in modo particolare? Non so, Beh, già qualcosa il fatto di dover portare una parrucca, di non dirlo a nessuno, e visto che eravamo in pre-Covid 2013-2014, la gente che ti abbraccia, che ti mette le mani addosso, che ti vuole dare i bacini, e tu sei tutta lì rigidona o inizialmente proprio non hai... per la parrucca. Certo, perché ti mettono le mani addosso, ma anche un abbraccio, oppure banalmente prima di iniziare a prendere confidenza con questa parrucca arriva la folata di vento. No, è il terrore che hai possa il terrore, cadere, certo. Poi non sai bene come fissarla, quindi a volte ti va indietro ed è per questo che la parrucca si chiama Naomi. Naomi, sì. Come Naomi Campbell, che a volte aveva la parrucca un pochino indietro. Insomma, non voglio spoilerare troppo di certo, questo libro. Però Emma fa quella scelta, non vuole mettere il foulard, ma No. cerca inizialmente di mimetizzarsi mettendo una parrucca simile Sì, proprio ai suoi capelli. Ma perché lei vuole continuare a vivere veramente la sua vita di tutti i giorni, quindi vuole continuare a lavorare perché il lavoro comunque le piace, vuole continuare a uscire, vuole continuare a essere vista così come il giorno prima della diagnosi. E io sono felice perché oggi, che il libro è uscito il 21 luglio, il giorno stesso del mio compleanno, ci sono dei miei amici storici a cui io non l'avevo detto, che non lo sapevano e mi dicono scusami, mi dispiace. Ho detto ma va benissimo, meglio, vuol dire che la missione è stata compiuta, sono felice di questo. Ovviamente la parrucca è una conseguenza della caduta dei capelli, la caduta delle ciglia e delle sopracciglia, non solo dei capelli, può generare, appunto, è la chemioterapia, è la conseguenza della chemioterapia. Sì. Quindi tu sei entrata, comunque abbiamo già parlato un po' del sistema sanitario, sei diventata una frequentatrice ovviamente dell'ospedale, con l'operazione, le varie biopsie, gli esami istologici. C'è stato tutto questo, che a me ha sorpreso, che quello è un percorso, tu racconti, da una parte vissuto con il calore umano anche del personale sanitario, ma dall'altra parte anche con grande freddezza, perché una delle frasi che tra l'altro è messo in evidenza nelle copertine del tuo libro è quello: non posso garantirle che arriverà a 30 anni. Questa era una verità clinica di certo, però io l'ho vissuta da lettore come una comunicazione veramente molto violenta. Emma era alla ricerca della verità, voleva la verità nuda e cruda, però quanto, Julie, tu hai sofferto di questa diagnosi, ma soprattutto di questa frase. Comunicare a una ragazza di 29 anni, non sappiamo se lei potrà festeggiare il suo compleanno in estate, non ti ha fatto arrabbiare tremendamente? Allora, posto che la domanda sono io che l'ho fatta, perché io volevo sapere, in realtà non mi ha fatto soffrire il modo in cui mi è stata data la risposta, perché io volevo avere la verità. È chiaro che è uno schiaffo, però allo stesso tempo è stato uno dei motori per ridarmi la vita.
È molto triste il fatto che una persona debba guardare in faccia la propria fine per avere il proprio inizio. Però a me è successo così e quindi io sono grata anche di questa frase. Io devo dire che all'ospedale, come giustamente hai detto, ho fatto di tutto perché c'è stato un momento dove facevo una chemio a settimana e poi ho fatto anche la radioterapia. Io però avevo chiesto anche lì di vivere il tutto a mio modo. Non volevo essere chiamata per nome e cognome perché già lavorando anche in televisione la gente mi conosceva, quindi già vedendomi poteva riconoscermi, però anche verbalizzare il nome non mi avrebbe aiutato, quindi non andavo nella sala d'aspetto, stavo fuori e il personale sanitario ha sempre rispettato questo e anche i miei genitori hanno rispettato il fatto che io non volessi vivere con loro, non volessi che loro non ho voluto che loro venissero mai all'ospedale con me. Sono venute le mie amiche o andavo da sola. E poi io appunto camuffandomi come la Julie e Emma, come la Emma di sempre, ho potuto non vedermi mai veramente malata, perché anche quello che può sembrare superficiale, quindi il trucco, i vestiti colorati, questo a me mi ha sempre dato una gran forza. Il fatto che la gente, anche che poi veniva a sapere, magari appunto il personale medico, rimaneste anche quasi scioccato. Una volta sono stata anche confusa per una dottoressa, cioè sono stata confusa per una dottoressa. Sì. Sono stata presa per una dottoressa, diciamo così. Sì, Mi sì. stava un po' emozionando perché devo dire che sì, ho fatto i controlli annuali qualche settimana fa e ritornare dopo aver scritto il libro all'ospedale è stato molto emozionante, che in questi 9 anni non lo era mai stato, perché poi diventi fatalista, nel senso che dici vabbè ormai, cioè se mi devono dire qualcosa di brutto che me lo dicano, ma doverlo rivivere, riscrivere e rientrare poi all'ospedale quest'anno è stato difficile. Sì, più che altro è stato molto tumultuoso a livello interiore. Certo, perché ovviamente il personale medico si muove contatto, ovviamente tantissimo, Io li però è vero ringrazio. che ci sono anche delle pagine molto forti nel libro in cui il personale medico, tu devi spogliare, comunque togliere magari le camicie, mostrare il seno, e ci sono anche una scena che a me ha colpito, il chirurgo comunque marca col pennarello, interviene con un pennarello sul seno segnando dove poi bisogna fare l'operazione. Su cose dure da dire magari la domenica sera, però fa parte della vita. Il tuo ovviamente è un libro appunto sulla vita, non è un libro di malattia, ovviamente mostra lo schifo della malattia, però come dici tu anche una bella storia, un romanzo, si legge in modo divertente, ci sono dei personaggi che si incrociano. E poi fa anche ridere, delle persone mi dicono che hanno anche tanto riso. Esattamente, ed è un libro su una trasformazione, ed è un libro che celebra la vita come un'altra band, non Vasco Rossi, ma c'è una band famosissima che celebra la vita, e ascoltiamo con quali parole, con quali melodie. Sentiamo. Allora, lo riconosci. Allora, la band sono i Coldplay. Viva la vida, che è un bell'inno, e tu la stai celebrando oggi con la tua presenza. Perché Kung Fu Panda? So che ti è caro, ma mi sfugge il motivo. Allora, Kung Fu Panda è uno dei miei film preferiti, perché trovo che con leggerezza riesce a trasmettere dei pensieri molto profondi che sono il segreto della vita, di viva la vita proprio. Già una su tutte, quando Oogway, il maestro di Po, dice ieri è storia, domani un mistero,
oggi un dono, è per questo che si chiama presente. Quindi Kung Fu Panda, con una semplicità disarmante, riesce a darti la chiave per la felicità vera, e poi con il mezzo del cartone animato, dell'animazione, riesce ad arrivare anche ai bambini, e quindi prima si imparano questi concetti, prima li si mettono in atto e prima la vita diventa veramente una gioia e una festa. E poi Kung Fu Panda comunque è veramente molto ben scritto, e anche quando ho fatto questo master in scrittura di cui tu hai già parlato, l'abbiamo analizzato ed è semplicemente tecnicamente perfetto, ma assolutamente immersivo, perché quando tu lo guardi la struttura tecnica non la percepisci. Allora, Kung Fu Panda, Cane Peo, abbiamo evocato queste due figure, ma quando tu eri una bambina in casa, come sei cresciuta? Com'era il tuo contesto familiare? Allora, tu devi pensare che io ho 2 genitori che si sono conosciuti mentre svolgevano il lavoro di GO del Club Med. Quindi sì. Mio papà era capo degli sport, mia mamma era capo degli uffici, e mia sorella grande, che ha 6 anni più di me, è nata e ha vissuto i primi 6 anni della sua vita al Club Med. Quindi questa è la nostra casa. La nostra casa è festa, la nostra casa è apertura, è multiculturalità, è verbo essere, non verbo avere, perché come mi dice sempre mia mamma, al Club Med sono tutti in pareo e costume. E quindi conta quello che sei, non conta quello che hai. E forse è anche stato questo un grande shock della mia vita, perché sono stata cresciuta in una maniera che poi mi ha dato tantissimi strumenti, ma mi ha lasciato un po' impreparata invece per un mondo molto strutturato e pieno di sovrastrutture, dove io a volte mi sono sentita fuori luogo perché ero troppo libera, anche semplicemente di essere autentica. E però ci ho messo tanto a capirlo, perché io oggi sono tornata ad essere più quello che ero da bambina. Dall'adolescenza in poi ho cercato di trasformarmi e diventare quello che vedevo fuori da casa mia. E quindi ho avuto anche momenti di conflitto con i miei genitori, perché loro mi avevano educata a essere troppo spontanea, troppo entusiasta, ma poi quando ho scoperto che la parola entusiasmo vuol dire essere posseduto da Dio, quindi essere piena di passione, di vita, Bello. ho capito che non avevano sbagliato loro. Ancora una volta ero io che avevo interpretato male il contesto attorno a me. Cercavo troppo di piacere sempre a tutti. E invece io dovevo essere fedele a quello che risuonava nelle mie corde. E infatti, anche dopo questa trasformazione che ho elaborato in maniera definitiva con il libro, sono tornata a essere un po' selvaggia come lo ero quando ero piccola, non avere paura di ridere, di cantare, quando ti viene, essere educata, sì, perché l'hai detto, come nella famiglia di Emma, c'è anche molta borghesia, cioè i miei genitori sono quelli che a Natale ci si veste eleganti, certo. si fa un bel pranzo, sì. Ma che poi sono dei rituali bellissimi che parlano anche giusto. della nostra storia, sono un po' delle ancore. Però allo stesso tempo la libertà, anche di espressione e anche di essere diversi. E paradossalmente nel momento in cui tu ti accetti quello che sta succedendo a me, nel momento in cui io ho abbracciato la mia natura. E anche la tua malattia in fondo. Anche la mia malattia è stato un dono, io lo dico sempre, io lo ringrazierò sempre. È stato un corso accelerato di vita, io ne avevo bisogno, purtroppo. E non posso, e oggi mi sento ancora più autentica, perché io non potrei mai raccontare chi sono senza passare da quella cosa lì. Ed è anche per quello che io ho voluto raccontarla e di liberarla al mondo, perché il libro io l'ho scritto per me, devo dire la verità. E poi quando ha preso una bella forma ho pensato che valesse la pena lasciarlo andare, perché adesso il libro non è più mio, io non me lo sento più mio. Infatti, ha dato quello che doveva darmi e adesso è di chi lo vuole leggere, delle persone
che si ritrovano, magari delle persone che lo apprezzano per un qualche motivo e che adesso mi stanno anche scrivendo perché Sì, perché tu hai il sito, tra l'altro dobbiamo spiegare come trovare questo libro, Sì. perché tu hai volontariamente deciso di non seguire una pubblicazione tradizionale, che vuol dire casa editrice, editore, eccetera, eccetera. Lo hai fatto proprio tu, in casa, questo libro, Sì. e non ha infatti un editore. Ma nelle librerie lo troviamo o dove possiamo trovarlo? Senza fare davvero lo spottone da No, ma lo televendita. spieghiamo, Lo perché spieghiamo brevemente, fa Julie. parte anche del processo, cioè questo era il mio progetto, io ho voluto che nessuno potesse metterci mano se non la mia parola definitiva. Quindi ho deciso di autopubblicarmi su Amazon, quindi su Amazon se si cerca Perfetta da morire Julie Arlin si trova, si può comandare in versione cartacea, si può prendere sul Kindle e si può anche usare Kindle Unlimited, quindi se avete già un abbonamento si può leggere. Però in qualche libreria si trova comunque. Sì, perché alcune librerie mi hanno contattato, Allora, per sai, magari agevolare anche dopo delle questa intervista qui, magari qualcuno lo cercherà nella libreria, e sai, magari non tutti sono... Devo usano dire Kindle. quali o no? No, vabbè, lo troviamo. No, non Vabbè. esageriamo, Julie. Allora, io ho parlato di rituali, c'è ancora un rituale in questo programma che è quello del biscottino cinese. Noi chiudiamo le nostre interviste con il biscottino, contiene un messaggio. Io Posso? non so cosa c'è scritto, nemmeno tu, assolutamente. Lo prendi, lo apri. Lo posso anche mangiare dopo? Guarda, Perché sono un po' di cartapesta, a me no, piace. ma io penso che questi siano rimasti qui qualche settimana, quindi Allora non so, non li non ti mangio. consiglio. C'è in inglese e dall'altra parte in italiano. Io l'ho trovata subito in italiano. Ok, Anche la partenza fa parte del viaggio, la devi godere. vabbè, ci sta. Godiamo il momento ed è anche bello non sapere dove il viaggio ci porterà. quindi va bene. Esatto. Poi sicuramente penso ci sarà, sentendo la tua passione per la scrittura, anche questo libro imposta dei personaggi che magari troveranno sfogo in una seconda pubblicazione. È già scalettata. È già scalettata, vedi, e magari chissà, sarebbe bello anche una serie TV su questo libro. Ma vabbè, vedremo. Affaire à suivre, vedremo cosa ci porterà il destino. Julie, grazie di cuore davvero per essere venuta qui e aver portato con coraggio e intelligenza la tua storia. Ma grazie a te dell'invito, Grazie. sono veramente felice. Grazie. E grazie anche a voi, ci rivediamo la settimana prossima con un'altra edizione dello Specchio. Buona serata, arrivederci. Lo Specchio, con Tamborini Vini e la sua vinoteca con un ampio assortimento di prodotti per ogni gusto. Tamborini Vini, Lamone.